Da un luogo simbolo come il Sacrario Militare di Fagarè, le emozioni di un giorno che è omaggio e ricordo. Da quei nomi scolpiti nella storia alle altre città della Marca per un 4 novembre da brivido. Vittorio Veneto, Treviso, Conegliano, non c'è luogo dove l'eco dei soldati morti non si faccia sentire forte raggiungendo il cuore. Soprattutto nel 2017 in cui scoccano i 100 anni della disfatta di Caporetto, terribile punto di svolta verso la riscossa. È il 4 novembre di tutti, uomini, donne, anziani e soprattutto giovani, bimbi che osservano la storia con la S maiuscola e studenti come quelli che a Conegliano affollano Piazza Cima e affidano a una loro rappresentante parole importanti. Oggi siamo qui per onorare questa memoria, perché, per quanto impossibile sia, ricordare ogni nome, ogni singolo essere umano che in guerra o a causa della guerra ha perso la vita, è nostro dovere e dovere di tutta la collettività fermarsi a pensare. Fermarsi a pensare a come questi uomini hanno cambiato la storia. Dappertutto è un solo grido che si leva: ricordare, ricordarli, sempre.